il Signore ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi che siete qui in presenza, buongiorno a chi ci segue da casa. Abbiamo ascoltato al primo versetto del Salmo 50: il potente il Signore ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente. Il Signore anche oggi ha convocato il suo popolo su tutta la terra. Siamo qui noi, come ci sono altri fratelli nel mondo, che anche oggi si sono riuniti nel nome di Gesù per lodare il Signore. E vogliamo pregare perché il Signore ci accompagni. Padre Onnipotente, lode e gloria al tuo nome. Grazie perché anche oggi attraverso la lettura e la meditazione della tua parola possiamo edificarci, possiamo conoscere la tua volontà per ciascuno di noi. Lode e gloria a te, Padre Santissimo, perché ci hai tratto dalla morte attraverso il sacrificio del tuo Figlio. Voglia tu stendere la tua destra sul tuo popolo, che anche oggi si riunisce nel nome del nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen. La domenica il culto deve essere gioioso, deve essere qualcosa che improntato alla lode, deve essere un momento di lode, di gioia e di felicità. E ho cercato in questo patrimonio che abbiamo, che è la Bibbia, un salmo che rendesse l'idea di quello che noi facciamo ogni domenica. E ho scelto il Salmo 145, del quale vado a leggere i primi 7 versetti. È un salmo scritto da Davide, è un salmo di lode. Io ti esalterò, o mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e nelle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia.
Davide, nell'iniziare questo suo salmo di lode verso Dio, mette subito in evidenza un concetto. La lode a Dio richiede grandi pensieri per Dio e grandi pensieri per Dio e di Dio alimentano la nostra lode. È un dare e avere. Questa visione della grandezza di Dio quindi porta Davide a dire che Dio deve essere molto lodato. E tutto questo ha una sua logica, chiaramente, come in tutta la Bibbia possiamo vedere. Grande è il Signore, è degno di grande lode, per cui se crediamo che il Signore è grande, ciò che ci spinge a lodare questo ci spinge a lodare grandemente, ma se i nostri cuori hanno una visione, per così dire, bassa di Dio, se non apprezziamo la sua grandezza, ciò porterà a una mancanza di lode e adorazione. Di conseguenza avremo una visione bassa del peccato, che porta di conseguenza a una debole motivazione al servizio e una vuota adorazione, è una lode vuota. Quindi è un salmo che ci sfida e ci si chiede, ci domanda: quant'è viva, quanto è sentita la nostra lode? Quanto di noi mettiamo nella nostra lode? Quindi che visione noi abbiamo di Dio? E la nostra lode che visione ci fa avere delle situazioni in cui ci troviamo di fronte al peccato? E Dio in Genesi, quando si accorse che Caino aveva qualcosa che non andava, gli disse: il peccato è alla tua porta, tu dominalo. Ebbene, se noi, io penso, abbiamo una lode eccellente, abbiamo una bella lode verso Dio, noi saremo in grado di dominare il peccato, saremo in grado di avere una vita più propositiva verso il servizio a Dio. Quindi con forza noi dobbiamo lodare il Signore oggi, perché le nostre lodi siano di slancio per le prossime generazioni. Come è scritto al versetto 4, un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere. Cantiamo allora le lodi al nostro Dio. Lodino gli angeli, lodino il cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto
Gesù. Preghiamo. L'unico nome che salva, Gesù. Signore, tu stai mandando la pioggia, il tuo vento su di noi a rinfrescarci. Signore, facci sentire ancora il tuo vento refrigerante, perché questo è lo Spirito. Signore, il tuo nome è l'unico nome che salva. Sia benedetto il tuo nome, Signore, noi ti adoriamo. Noi ti adoriamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Signore, questa mattina ti adoriamo per la tua grandezza, per la tua potenza, questa grandezza che vediamo espressa nella creazione, ma è anche una grandezza espressa nella redenzione, nel momento in cui hai deciso per risolvere quel conflitto, Signore, tra te e l'uomo, di mandare tuo figlio, ed è stato un atto grande, generoso, è un atto di amore, Signore. E oggi con quell'atto generoso, Signore, noi siamo riconquistati a Te e siamo davanti a Te. Per questo siamo gioiosi, ci rallegriamo, portiamo le nostre offerte, la nostra gratitudine e anche sperimentiamo quella fiducia, Signore, quella fiducia di essere nelle mani di un Dio grande. Amen. 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 Grazie Signore per questo nuovo giorno, grazie Signore per questo nuovo dono, grazie Signore che ci hai fatto diventare figli tuoi, grazie Signore che ci hai donato la vita eterna, grazie Signore che ci hai riservato un posto nel tuo santissimo luogo, grazie Signore che con il tuo grande sacrificio ci hai liberato dalla schiavitù del peccato, grazie Signore di essere così vicino a te e grazie ancora per le prove che mi hai fatto superare. Ti prego anche per Cristo che tu possa aiutarlo a camminare sempre nella tua retta via, nel nome potente di Gesù. Amen. 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 Signore, gloria al tuo nome, benedetto sei tu. Grazie Signore per il tuo amore infinito, grazie per quella croce, Signore, che ha inchiodato il nostro peccato, grazie perché ci hai lavati, ci hai redenti col sangue benedetto e prezioso e ora possiamo comparire alla tua presenza puri e santi, Signore, immacolati, perché tu ci hai resi tali. Così ti benediciamo questa mattina, ti adoriamo perché ne sei degno. Signore, grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore Dio onnipotente e misericordioso, voglia tu ascoltare le lodi, le preghiere che si sono alzate a te da questa comunità e da tutte le comunità che in questo momento sono riunite nel tuo nome. Voglia tu stendere su di noi il tuo potente braccio e accompagnarci nelle prove che sì, ci sono davanti a noi, che tu stai preparando per noi. Nel nome potente di Cristo, amen. Amen. Salmo 145, versetti da 8 a 13. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Tutte le opere ti celebreranno, Signore, i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza, per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Davide sottolinea l'eternità del regno di Dio
Il suo regno, dice, non avrà fine. I regni terreni finiranno, il regno di Dio continuerà in eterno. E questo spinge Davide alla lode, deve spingere noi alla lode. E allora ci si chiede, ma quando nasce il regno di Dio? Da sempre. Per mezzo di chi nasce? Per mezzo di chi tutte le cose sono state create? La risposta la conosciamo: per mezzo di Cristo. E allora continuiamo a lodare il nostro Dio attraverso il prossimo canto. Grande potenza tu sei, vita ai morti tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Dio è grande, Dio è forte, ben al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande potenza, sei Dio, sei Dio. Grande potenza tu sei, vita ai morti tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Dio è grande, Dio è forte, ben al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, Dio grande Dio. Dio è grande, Dio è forte, ben al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Se Dio è per noi, perché fermarsi ora? Se Dio è per noi, chi verrà contro me? Se Dio è per noi, perché fermarsi ora? Se Dio è per noi, chi verrà contro me? Chi verrà contro me? Dio è grande, Dio è forte, ben al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Dio è grande, Dio è forte, ben al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Salmo 145, l'ultima parte, versetti 14-21. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi.
Il Signore è giusto in tutte le sue vie e benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Il Signore protegge tutti quelli che lo amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo santo per sempre. Amen. Il salmista ci dice in quest'ultima parte che Dio aiuta i caduti, nutre le sue creature e le protegge, e questo dovrebbe essere un'altra motivazione a una corretta lode. Davide ci dice inoltre al versetto 20 che il Signore protegge tutti quelli che lo amano, ma distruggerà tutti gli empi. Tutti noi, tutti coloro che amano Dio, nonché i poveri, gli oppressi, hanno un rifugio sicuro in Dio, sancito dalla venuta di Cristo, che ribaltando le concezioni dell'epoca e che ancora oggi primeggiano, ha messo gli ultimi al primo posto e ha umiliato i potenti. E conclude proclamando la lode e la benedizione di ogni carne al suo nome per sempre. Quindi tutte le creature debbono lodare Dio, come è scritto tante volte nella Bibbia. Preghiamo. Padre Celeste, aiutaci affinché la nostra sia una lode fervida, sia una lode sentita, che ci aiuti a dare un nuovo slancio alle nostre azioni, che ravvivi la nostra passione per te e per le sfide che ci proponi ogni giorno. Nel nome di Cristo nostro Signore. Amen. Lascio la parola a Ruben per il messaggio che ci vorrà portare oggi. Bene, vogliamo prima pregare. Signore, vogliamo dirti veramente grazie per questa giornata, grazie per questo dono che ci hai dato, che possiamo godere questa mattina di questa comunione fraterna, possiamo godere di questi momenti di lode, di adorazione verso di te, e vogliamo ringraziarti anche per questo dono della tua parola che ci hai lasciato. Ti preghiamo affinché possa ancora questa mattina parlare ai nostri cuori. Ti preghiamo di guidare tu in questi momenti, e che i nostri cuori possano essere aperti a ricevere quello che tu questa mattina vorrai dirci. Così ti vogliamo ringraziare insieme e pregare tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Bene, intanto volevo portare i saluti dalla chiesa di Pordenone. Sempre una gioia venire qua, ormai è come stare in famiglia. Ogni volta, non so se avete mai sperimentato, no? Ogni volta che si va in un'altra chiesa, si incontrano altri fratelli, sorelle, si sta sempre bene, perché c'è questa comunione fraterna. E questa mattina vorrei condividere insieme a voi dei brani che riguardano un oggetto. Oggi parleremo di un oggetto che si trova nelle case di ognuno di noi, sicuramente. Non vi preoccupare, non vi voglio vendere niente, ma parleremo di questo oggetto che può essere fatto in diversi materiali, si può trovare in diversi luoghi, si può trovare nel tempio, si può trovare nelle case, può contenere dei documenti, può contenere dell'olio, della farina. Vi viene in mente qualche oggetto? Bravissimi, il vaso. Nella parola di Dio troviamo questo oggetto in diversi brani. In molti brani si parla di questo oggetto, in particolare diverse volte questo oggetto viene paragonato, viene fatto un parallelo con la nostra vita. Allora questa mattina vogliamo avvicinarci a 3 brani
che parlano del vaso, di noi uomini che siamo come un vaso. Se pensiamo a Genesi, alla creazione, Dio ci ha creati da dove? Dalla terra. Come si crea un vaso d'argilla, no? Si prende dalla terra e si fa questa bellissima opera d'arte. Mi sono venuti in mente ad esempio i vasi di Murano, no? In vetro. Quanto sono artistici, uno diverso dall'altro, colori splendidi. Ecco, Dio ci ha creati in modo splendido. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi è un'opera d'arte. Basti pensare anche alla complessità di cui siamo fatti. Oggi ci sono continuamente degli studi su come funzioniamo. Dio ci ha creati in un modo stupendo. E così questa mattina vogliamo imparare da questo, da questi brani, iniziando subito dal primo brano che si trova in Seconda Timoteo al capitolo 2. Seconda lettera a Timoteo al capitolo 2. Sappiamo questa lettera scritta da Paolo per questo suo collaboratore, Timoteo, questo giovane ragazzo che si è impegnato, si è consacrato al Signore. Seconda Timoteo, capitolo 2, leggiamo il versetto 20 e il versetto 21. In mezzo ad un discorso che Paolo sta facendo a Timoteo, dice questo: in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati ad un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Paolo in questi versetti sta dicendo a Timoteo di stare attento alle chiacchiere vane, ai discorsi profani. Nei versetti precedenti parla un po' di questo e dice: stai attento a tutto questo, anzi tu tieniti pronto per ogni opera buona a servire il Signore. E poi si arriva a questi versetti e paragona noi, l'uomo, con un vaso. Abbiamo letto al versetto 21: se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, e poi cosa dice? Utile al servizio del padrone. Questo è il primo punto di questa mattina, dove ci soffermeremo un po' più di tempo rispetto agli altri due brani. Utile al servizio del padrone. Un vaso utilizzato per il proposito per cui è stato costruito. Quando il Signore ci ha creati con quale scopo, con quale obiettivo? Quello di godere la comunione con Lui, di godere tutta la creazione che è stata creata. Però c'è stato un problema. Ad un certo punto l'uomo e la donna hanno deciso di disubbidire a Dio e si è creato questa rottura, questa spaccatura. E quindi questo obiettivo, questo scopo per cui noi eravamo stati creati si è rovinato. Da quel momento in poi cosa è accaduto? Vi ricordate i figli di Adamo ed Eva? Ci sono state invidie, Adamo ed Eva hanno avuto anche paura, si vergognavano. Non c'era più quello scopo iniziale per cui era stato creato tutto. Ma grazie a Dio che la Bibbia non finisce in Genesi 3. La Bibbia va avanti e le pagine vanno avanti e Dio aveva già preparato una via, una soluzione a questo problema. E questa soluzione è Gesù. In tutto l'Antico Testamento si punta in direzione di Gesù. Il Nuovo Testamento, la Chiesa, guarda tutta a Gesù, Gesù come capo della Chiesa. E grazie a questa opera di Gesù, Gesù, il Figlio di Dio, che è sceso sulla terra per morire al posto nostro, per pagare il prezzo del
del nostro errore, dei nostri peccati. Grazie a questa opera tutti coloro, sappiamo al versetto 16 di Giovanni 3, tutti coloro che credono in Dio hanno la vita eterna. E non si parla di un credere, sapere che Dio esiste, ma quella parola credere significa credere fedelmente, avere una fede, fidarsi ad occhi chiusi e quindi agire di conseguenza. Quindi tutti coloro che fanno questa scelta allora ritornano, si riprende questa comunione con Dio, si riprende a fare tutto quello che era all'inizio. C'è ancora il peccato in mezzo a noi, fin quando non avremo corpi nuovi, fin quando non ci sarà nuova terra e nuovi cieli, ma avremo il proposito giusto, la strada giusta. Allora la prima riflessione che viene da fare è proprio questa. Qual è lo scopo della nostra vita? Stiamo seguendo il proposito originale di Dio? Come il vaso è stato costruito per contenere qualcosa o viene utilizzato per fare qualcos'altro? Vi ricordate Gesù quando parla e dice che noi siamo la luce del mondo? Come una candela che deve essere posta in un luogo alto. E dice non deve essere invece la candela che viene coperta da che cosa? C'è scritto da un vaso. Il vaso non serve a coprire le candele, il vaso serve per contenere qualcosa, per portare dell'olio, del cibo. E così la nostra vita, come stiamo usando la nostra vita? La stiamo usando per il proposito per cui Dio ci ha salvati? O la stiamo usando forse per i nostri interessi, forse per la nostra carriera, forse per mostrarci verso gli altri? Qual è il proposito che ci sta portando avanti? Utilizzando le parole di Gesù, dov'è il nostro tesoro? Qual è quella cosa che diciamo senza quella cosa non potrei vivere? È quella che ricerco nella mia vita. E riflettendo un po' su questo tema, mi è venuto in mente un esempio. Un uomo, un profeta dell'Antico Testamento, di nome Giona. Conosciamo tutti, no? Il racconto di Giona. Questo profeta, Dio lo ha chiamato e gli ha detto: Giona, ti do un incarico, qualcosa di bello, vai a Ninive, predica il ravvedimento di quello che loro stavano facendo. E che cosa fa Giona? Va a Ninive? No, è vero. Va a Tarsis, nel posto diametralmente opposto. Per quale motivo? Perché a Ninive era un popolo che era molto molto cattivo, anche nei confronti di Israele. E quindi quando Giona ha ricevuto questo incarico da Dio, Giona ha detto: so che Dio è buono da perdonare questo popolo. E lui aveva un po' questo contrasto dentro di sé e ha scelto di allontanarsi, di non andare a Ninive inizialmente, poi sappiamo la storia come è andata a finire. Ecco, Giona, invece di seguire in quel momento il proposito di Dio, che cosa ha fatto? Ha messo al centro della propria vita i suoi pensieri, i suoi pregiudizi contro anche ad esempio quel popolo. Ecco, Giona può essere un esempio negativo da cui non dobbiamo prendere esempio, ma dobbiamo seguire il proposito per cui Dio ci ha creati. E come vaso, se vogliamo seguire bene questo proposito, un vaso buono non deve avere imperfezioni, non deve avere crepe, deve essere un vaso solido, affidabile, su cui poi per poter contenere delle cose. Sappiamo, se l'argilla ha delle imperfezioni, se l'argilla non è buona, allora questo vaso, quando lo si mette nel tornio, si sgretola, si sfascia, o quando si asciuga si creano le crepe.
E quindi il nostro vaso, la nostra vita, anche essa dobbiamo stare attenti e cercare di tenerla più pura possibile, perché anche queste cose, pensieri, azioni, comportamenti, possono influire il nostro modo di vivere, il nostro scopo, lo scopo per cui siamo stati creati. Quindi mantenersi puri da tutto questo. E non è qualcosa di semplice. Penso che per esperienza tutti noi possiamo dirlo, non è qualcosa di semplice. Tante volte il peccato arriva piano piano. Questa settimana a Pordenone abbiamo letto il Salmo 1 e vi ricordate il Salmo 1 come inizia? Dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, né si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Anche qua c'è un crescendo dal camminare secondo il consiglio degli empi, quindi ascoltare solo quello che dicono gli empi, fino a camminare dove è stato consigliato, fin anche a sedersi, stare con loro. Vedete che è una rampa, non è tutto insieme. Così il peccato tante volte si comporta con noi, entra nella nostra vita in questo modo. Non è sempre semplice riconoscerlo da subito. E quindi per questo è molto importante stare vicini a Dio, vivere una vita in preghiera, prendersi un momento della giornata per avere questo rapporto con Dio, per pregare, per leggere. Tante volte nella giornata magari leggiamo, magari preghiamo, però velocemente, perché dobbiamo andare a lavoro, perché dobbiamo preparare il pranzo, la cena, perché abbiamo altri impegni. Ma è importante invece prenderci del tempo di calma, scegliere un momento nella giornata in cui sappiamo che abbiamo questo tempo e possiamo stare tranquilli. Allora a quel punto, quando leggeremo piano piano, potremo meditare quello che leggeremo, avremo del tempo per pregare. E in questo modo possiamo stringere questo rapporto, rafforzare questo rapporto con Dio. Ed è in questo modo che potremo riconoscere la puzza del peccato anche da lontano. Anche quando sentiamo il consiglio degli empi, riconosciamo che forse non è qualcosa che piace al Signore. Quindi questo è qualcosa di molto importante per la nostra vita, se vogliamo seguire il proposito che Dio ci ha dato. Scegliere anche quello che facciamo nella nostra giornata. Paolo dice che ogni cosa gli è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ci sono tante cose che non sono sbagliate, ma che ci possono portare anche a fare delle cose sbagliate. Quindi scegliere ogni cosa che facciamo avendo in mente questo desiderio di seguire la volontà di Dio, di seguire la volontà del Padre. Questo ci guiderà anche nelle scelte che faremo. Quindi riconoscere i pericoli e fare le scelte giuste nella nostra vita, nella propria vita, senza mettere noi stessi al centro, come ha fatto Giona, come ha fatto Adamo ed Eva, come hanno fatto Anania e Safira. Hanno messo loro stessi al centro, quello che loro volevano, davanti alla volontà di Dio. Il loro cuore non era 100% per il Signore. E quindi possiamo riflettere su questo. Questo deve essere il tutto della nostra vita, fare la volontà di Dio, seguire il Signore. Fino a dire come quello che ha detto Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo non significa che lui era un uomo trasandato, che non si curava. Sicuramente si curava, però la sua vita, la propria vita, la nostra vita deve andare nella direzione di fare la volontà del Signore. Questo deve essere il nostro desiderio.
non cercare il proprio interesse, ma quello degli altri, quello di Dio. E questo possiamo dirlo con queste frasi, ma è qualcosa di molto radicale. È vero, non è qualcosa che possiamo dire lo facciamo. Questa qua è qualcosa che deve partire dal profondo, perché è qualcosa che influenza tutta la nostra vita. E quindi è molto importante annaffiare bene le nostre radici, le radici della nostra vita, avere questo rapporto con Dio, perché poi da qua riusciremo a seguire e a fare la sua volontà. Così faremo quello per cui siamo stati creati. E questo è il primo punto, abbiamo visto, seguire il proposito per cui noi siamo stati creati. Il secondo punto lo troviamo nel Salmo 31. Salmo 31 si potrebbe leggere tutto il Salmo, ma noi leggeremo solo un versetto. Salmo 31. Leggiamo il versetto 12. Questo è un salmo di Davide. Sappiamo Davide quello che ha passato. Noi ricordiamo Davide solo per Davide e Golia, famosa storia, ma Davide è stato perseguitato da Saul, ha passato dei brutti momenti. È stato perseguitato da suo figlio, anche là ha rivisto questi incubi tornare nella sua vecchiaia. Ha affrontato diversi nemici e dice queste parole, Salmo 31, versetto 12, sono dimenticato completamente, come un morto, sono simile a un vaso rotto. Ci sono momenti nella nostra vita che possiamo sentirci come si sentiva Davide, un po' come un vaso rotto. Forse stiamo passando quello che ha passato Davide. Nei versetti precedenti Davide dice che aveva affanno, aveva angoscia, lui piangeva, aveva pianto, afflizione, paura di fronte a tutti questi suoi nemici. E forse possiamo sentire anche noi tutto questo. Ma in mezzo a queste cose Davide ha detto, grazie Signore perché so che tu mi senti, tu senti le mie preghiere, tu conosci quello che sto passando, tu mi conosci. E questo vale anche per noi, se ci sentiamo come si è sentito Davide nei nostri contesti, possiamo dire quello che ha detto Davide. Il Signore ci conosce, sa quello che stiamo passando, sa come ci sentiamo, come dei vasi rotti, ma Lui anche ascolta le nostre preghiere. Quello che dobbiamo fare è andare da Lui e guardare a Lui. È quello che Davide ha fatto. In queste situazioni non si è buttato giù ed è rimasto giù, ma ha guardato a Dio, ha pregato, ha portato questo suo sfogo davanti a Lui e il Signore così lo ha incoraggiato, lo ha sostenuto, ha abbandonato tutto nelle sue mani e in questo salmo si può vedere proprio questo, fino ad arrivare a Davide che dice tu mi hai messo i piedi in un luogo favorevole, si sentiva in un posto solido perché sapeva che il Signore era con lui, anche se non si sentiva forte, coraggioso in quel momento, ma sapeva che aveva i piedi in un luogo solido. E andando avanti, ancora dice sia benedetto il Signore perché Egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me, ponendomi come in una città fortificata. Ancora una volta ripete queste parole. Così, alla fine del Salmo, Davide incoraggia tutti i lettori di questo Salmo. Poi, se volete, potrete leggerlo con calma a casa. Incoraggia a tutti i lettori ad avere fiducia nel Signore. È quello che siamo incoraggiati anche noi questa mattina.
Se ci sentiamo dei vasi rotti, dobbiamo avere fiducia nel Signore, fidiamoci del Signore. Così andando avanti, al terzo e ultimo punto, abbiamo visto che siamo come un vaso che dobbiamo seguire il proposito per cui è stato creato, in seconda Timoteo, possiamo sentirci un vaso rotto. Abbiamo visto che dobbiamo affidarci al Signore e infine l'ultimo versetto si trova in Isaia. Isaia capitolo 45 al versetto 9. Isaia capitolo 45 versetto 9. Guai a colui che contesta il suo creatore. Egli rottame fra i rottami di vasi di terra. L'argilla dirà forse a colui che la forma: che fai? L'opera tua potrà forse dire: egli non ha mani? In questo brano troviamo il nostro terzo punto. Un vaso, un'argilla sottomessa a Dio. Questa argilla non dice al proprio creatore: ma cosa stai facendo? Ma si fa modellare. E questo è l'atteggiamento che anche noi dobbiamo avere nella nostra vita. In questo brano era diretto a Ciro, a questo re, e Dio ha detto: io sono il creatore di ogni cosa mi è sottomessa, io ho deciso che Ciro riporterà il popolo di Israele nella sua terra e ogni cosa mi è sottomessa. E anche noi dobbiamo seguire questo. È un vaso, un'argilla che si lascia modellare dal proprio padrone. Questo è quello che anche noi dobbiamo fare nella nostra vita, avere questo atteggiamento di sottomissione, di umiltà, sapendo che Dio controlla ogni cosa. Non dobbiamo dare ordine a Dio. Tante volte nelle nostre preghiere, no? Cosa facciamo? Abbiamo una lista di cose da dire, no? Di richieste da fare a Dio. E invece la preghiera deve essere un rapporto con Dio, un parlare con il proprio amico, chiedendo anche, ma con un atteggiamento di sottomissione. Come ha detto Gesù, sia fatta la tua volontà, anche se non era quello che Gesù avrebbe sperato, no? Gesù sapeva quello che avrebbe dovuto passare e ha detto: sia fatta la tua volontà. Dobbiamo essere un vaso umile, sottomesso, un po' come il vaso che ha utilizzato Maria di Betania, vi ricordate? Poco prima del sacrificio di Gesù, questa donna ha preso con un vaso dell'olio prezioso per ungere Gesù. Dobbiamo essere come questo vaso, umile, però che è al servizio del Signore. E così abbiamo visto questa mattina, e vado alla conclusione, abbiamo visto questi 3 punti. Essere un vaso che segue il proposito di Dio, possiamo sentirci un vaso rotto, e poi come ultimo abbiamo visto dobbiamo essere un vaso sottomesso, un'argilla sottomessa. E se mi permettete vorrei ancora prendermi 2 minuti rubando un'immagine da una canzone di un artista cristiano americano, statunitense, e lui ha preso come esempio la sedia. Adesso la prendo e vi mostro. Mi metto davanti. Ha detto: noi possiamo affrontare la nostra vita in più modi. È come sedersi sulla sedia. Tante volte come ci sediamo sulla sedia? Ci sediamo normali, però mano a mano che il tempo va avanti cosa facciamo? Ci stravacchiamo. E tante volte affrontiamo la nostra vita anche da cristiani un po' così. Diciamo: oggi devo fare questo, oggi devo andare di là, devo fare quest'altro. E invece come dobbiamo affrontare la nostra vita con il Signore?
se vogliamo essere come un vaso che fa quello per cui è stato creato, dobbiamo essere sulla punta della sedia, pronti, e dire: oggi voglio fare questo. Oggi ho desiderio di servire il Signore in questo modo. E questo è quello che dobbiamo fare partendo dal nostro rapporto con Dio, coltivando questo nostro rapporto con Dio, così che possiamo veramente avere questo ultimo atteggiamento nella nostra vita, seguire sempre con umiltà, con sottomissione, ma seguire il Signore, servendo il Signore, che veramente possa il Signore benedire questa sua parola e che le nostre vite possano essere come dei vasi utili per il suo servizio e per ogni opera buona. Amen. Ringraziamo Ruben, rendiamo grazie a Dio per le parole che ci ha detto questa mattina. Vogliamo salutare e ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito da casa, invitandoli ancora una volta a passare una domenica con noi con il canto 130, Gesù è il Re dei Re.